Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, benvenuti a questa edizione flash del nostro audio-video giornale. Una donna di 50 anni è rimasta ferita questa mattina dopo essere stata investita da un'auto mentre stava camminando lungo via Roma a San Giorgio di Nogaro. Dopo l'allarme il Sores ha inviato sul posto un'ambulanza proveniente dal vicino posto di soccorso di Porto Nogaro insieme alle di soccorso. La donna ha riportato traumi alla parte alta del corpo ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverata, per fortuna fuori pericolo di vita, cause al vaglio delle forze dell'ordine. E di 9 feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto questa mattina in passeggio Sant'Andrea a Trieste. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'auto e 2 veicoli delle forze dell'ordine. Gli infermieri hanno inviato sul posto 3 ambulanze giunte da Catinara e dall'ospedale Maggiore insieme all'automedica. Per fortuna nessuno dei 9 feriti coinvolti nel sinistro è grave. Si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri l'attività di supporto prestata dai volontari della squadra comunale di protezione civile di San Giorgio di Nogaro in seno alle operazioni finalizzate al brillamento di 6 granate d'artiglieria a calibro 155 mm italiane della Grande Guerra, attività che si è svolta in Ausa Corno. I volontari hanno partecipato inizialmente a un briefing che si è tenuto nella caserma della locale stazione dei Carabinieri insieme all'equipaggio di un'ambulanza, tutto sotto la direzione del terzo reggimento Genio Guastatori di Udine, incaricato a sua volta dalla prefettura di svolgere l'attività di distribuzione delle granate. L'attività si è svolta in piena sinergia tra tutte le forze in campo, nella massima sicurezza. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.